Riparte a Chiavari il servizio di distribuzione del pane invenduto alle persone in difficoltà. Coordinato dal Comune, sarà ospitato dai frati cappuccini e coinvolgerà 4 associazioni e 7 panifici. Riapre il dormitorio diocesano al centro Franco Chiarella di Chiavari, dove tante persone sabato hanno partecipato al pranzo organizzato per i 72 anni del villaggio del ragazzo. Il Papa all'Angelus ha messo in guardia dall'autoreferenzialità. La Chiesa, ha detto, non cresce per proselitismo ma per testimonianza. La preghiera finale per le vittime dello tsunami in Indonesia. Serie D si tinge di bianco-nero il derby del Tigullio al Rivoli. La Lavagnese batte il Sestri Levante 3-0 con doppietta di Bonaventura e rete di Oneto. Buongiorno ai telespettatori delle TG13. Ripartirà sabato prossimo a Chiavari il servizio di distribuzione del pane invenduto. Grazie alla convenzione che 4 associazioni di volontariato, 7 panifici cittadini, il Comune e i frati cappuccini di Viale Trapani firmeranno nelle prossime ore, riprenderà il servizio che ogni settimana porterà nelle case delle persone in difficoltà i prodotti da forno invenduti il venerdì sera. Vediamo. Il numero di famiglie che chiedono questo tipo di servizio è aumentato e questo è un fatto importante sul quale occorre riflettere. È pronto a ripartire a Chiavari, ampliando il suo raggio d'azione per una situazione di difficoltà alimentare che coinvolge sempre più soggetti, il servizio di distribuzione del pane invenduto. Da questa settimana i volontari delle associazioni di volontariato che firmeranno nelle prossime ore la convenzione con il Comune, Anteas, Caritas, Baliatico e Banco Alimentare, si occuperanno di raccogliere i prodotti da forno il venerdì sera, prepararli e ridistribuirli la mattina successiva. Tutte le operazioni si svolgeranno negli spazi messi a disposizione dai frati cappuccini di Viale Trapani. Le associazioni, convenzionandosi, si sono accordate per fare tutto. C'è Anteas, che è CISL, sono coloro che vanno con il camioncino apposito, autorizzato a ritirare tutto il pane, poi a distribuire materialmente alle famiglie saranno, come l'anno scorso, il Baliatico, il Banco di Solidarietà e la Caritas diocesana. 2 volontari per ogni giorno di distribuzione. Un'altra novità è che il giorno di distribuzione non sarà più il venerdì, ma sarà il sabato, dalle 8 alle 10 del mattino. Tra le novità di quest'anno c'è la supervisione del Comune di Chiavari che, oltre a firmare la convenzione con tutti i soggetti coinvolti, mette a disposizione il materiale per il confezionamento del pane raccolto e coordinerà l'attività di distribuzione alle famiglie e alle persone in difficoltà segnalate dai servizi sociali. Ancora una volta è importante la collaborazione dei panifici e delle pasticcerie cittadine. I panifici che attualmente aderiscono, ma non è detto che debbano restare solo loro, se qualcuno si vuole aggiungere non fa altro che chiamare in Comune e noi organizzando, siamo noi gli organizzatori, quindi noi li mettiamo in contatto. Gli attuali sono il panificio merenderia di Corso Dante, il piombo di Viale Millo, al forno di Corso Garibaldi, non solo pane di via Piacenza, Balin di via Rivarola, Barbieri di piazza Cavour e la pasticceria Copello di via Martiri della Liberazione. E si vivrà questa settimana la festa di San Francesco d'Assisi anche ai frati di Viale Trapani, e anche la comunità di fedeli legata al santuario di Sant'Antonio a Chiavari si prepara a celebrare la festa del Santo d'Assisi. Oggi prende il via il triduo di preparazione con la messa celebrata tutti i pomeriggi alle 17:30. Giovedì 4, giorno della festa, alle 16:30 sul piazzale antistante il santuario ci sarà la benedizione degli animali. Alle 17 la celebrazione del transito di San Francesco, a cui seguirà la Santa Messa celebrata da Don Paolo Bacigalupo, nuovo parroco di San Giovanni Battista. Sabato alle 21 un concerto d'organo del maestro Luca Verignole. Domenica invece alle 12:30 si svolgerà la seconda edizione del pranzo francescano per raccogliere fondi da destinare ai lavori di restauro del santuario. Vediamo la notizia anche sul nostro sito, dove ci sono a disposizione i numeri per la prenotazione in questa occasione. E tante persone hanno partecipato al centro Franco Chiarella di Chiavari al pranzo organizzato dal villaggio del ragazzo in occasione del 72esimo compleanno dell'ente fondato da Don Nando Negri. Un momento di convivialità per gli ospiti anche del dormitorio, che riapre oggi e che è diventato un punto di riferimento per chi non ha una casa. Vediamo com'è andata. Eccellenza, qual è il significato di questa giornata? Ormai è una giornata tradizionale quella che viviamo
è un giorno di compleanno, quindi ogni anno si ripete. E il compleanno è del villaggio e quindi di tutti quelli che sono legati al villaggio. E questo è il significato, dato che il villaggio guarda agli ultimi, è la giornata degli ultimi e qui c'è spazio per loro e per un giorno almeno vivono un momento di non soltanto di soddisfazione della fame, ma di comunità, di accoglienza, e credo che questo dia loro qualcosa che è di più che il cibo che oggi così buono mangiano. Come va la vita, le serate, le notti qua al dormitorio? Sono sempre molto vivaci, perché i nostri ospiti quando arrivano sono molto stanchi, però poi dopo il primo caffè incominciano poi a parlare, ci coinvolgono un po' nelle loro giornate un po' particolari. Contate che tanti arrivano anche dall'estero, quindi o che partono un po' il mattino dopo per andare nel resto d'Europa, per cui noi rimaniamo un po' così ad ascoltare i loro racconti, però sono persone che noi poi rivediamo con piacere quando poi tornano, che stanno bene, che insomma, la loro vita non è migliorata a livello economico e sociale, però affettivo, loro sono contenti di tornare da noi e noi di rivederli, e che soprattutto che stanno bene, perché poi la vita di strada è sempre molto difficile, soprattutto per le donne. Che cosa vi dice a voi, a te personalmente, un'esperienza come questa? Ma è un'esperienza importantissima, perché si riscoprono i veri valori delle cose che abbiamo. Per noi sembrano molto banali, ma solo una doccia, un caffè in compagnia è fondamentale. Più che altro per persone che stanno magari tutto il giorno sole in giro su treni, autobus, non è facile. Avere un punto di ritrovo alla sera, un punto sicuro, è importantissimo. Voltiamo pagina. Tra 2 giorni, il 3 ottobre, prenderà il via il Sinodo dei Vescovi sui giovani. L'Assemblea si riunirà dal 3 al 28 di ottobre. Saranno ben 267 i padri sinodali. Tra questi ci saranno anche i 2 vescovi della Cina continentale che Papa Francesco ha deciso di invitare. Tutti i dettagli sono stati diffusi oggi in conferenza stampa. Sentiamo. Il Sinodo sarà lo strumento per ascoltare in presa diretta i giovani. Tra i partecipanti ci saranno ben 36 ragazzi tra i 18 e i 29 anni che con la loro presenza faranno sentire la voce di tanti loro coetanei. È il messaggio che è emerso stamani durante la presentazione in Vaticano del documento che istruisce la celebrazione dell'Assemblea Sinodale. L'appuntamento prenderà il via mercoledì 3 ottobre con la messa presieduta dal Papa nella Basilica Vaticana. Durante i 25 giorni del Sinodo dei Vescovi, i padri sinodali, ne saranno presenti 267, lavoreranno insieme agli altri partecipanti, secondo le proprie mansioni, sull'Instrumentum Laboris, che sarà il testo base per la redazione del documento finale, che verrà presentato il 27 ottobre al Papa. I giovani, la fede e il discernimento vocazionale è il tema che verrà affrontato dal Sinodo, secondo il pensiero del Papa, per cui i giovani sono una risorsa e non un problema. La Chiesa e io per primo, insieme ai vescovi e agli educatori, queste le parole espresse da Francesco, abbiamo scelto di metterci nell'atteggiamento di massima accoglienza delle loro opinioni, perché crediamo che debbano diventare sempre più protagonisti non solo della propria vita, ma anche della Chiesa. Il Sinodo si articolerà in 3 tavoli di lavoro: riconoscere, ossia la Chiesa in ascolto della realtà, interpretare, fede e discernimento vocazionale, e infine scegliere, cammini di conversione pastorale e missionaria. Il desiderio di collaborare per costruire una comunità che dialoga, che si confronta e agisce insieme con coraggio e trasparenza. Chiuse le 3 unità di lavoro, la Commissione si riunirà ancora per elaborare il documento finale, che sarà presentato la mattina di mercoledì 24 ottobre in aula. Nella congregazione generale del pomeriggio i padri sinodali potranno intervenire ulteriormente sul progetto. Successivamente sarà curato il testo definitivo che verrà votato in aula il 27 ottobre. Una volta votato dai padri sinodali sarà consegnato al Papa, al quale, è stato precisato questa mattina in conferenza, competerà ogni decisione in merito. Nella conferenza stampa di questa mattina vedevamo le immagini di presentazione del Sinodo dei Vescovi sui giovani, sarà riproposta questo pomeriggio alle 17:30 su Telepace 1 al canale 15.
All'Angelus domenicale il Papa ha commentato la pagina del Vangelo esortando i fedeli a imparare da Cristo, che ci invita a non pensare secondo categorie ma ad andare oltre. La grande libertà di Dio nel donarsi a noi, ha spiegato Francesco, sia una sfida e un'esortazione a modificare i nostri atteggiamenti e i nostri rapporti. Vediamo il servizio di Radio Vaticana. Per Francesco bisogna imparare da Gesù ad essere attenti più alla genuinità del bene, del bello e del vero che viene compiuto che non al nome e alla provenienza di chi lo compie, poiché il grande pericolo in cui incorrono le comunità cristiane e anche i fedeli è l'autoreferenzialità, radice del proselitismo. L'atteggiamento dei discepoli di Gesù è molto umano, molto comune e lo possiamo riscontrare nelle comunità cristiane di tutti i tempi. È una forma di autoreferenzialità, anzi, qui c'è la radice del proselitismo. E la Chiesa, diceva Papa Benedetto, non cresce per proselitismo, cresce per attrazione, cioè cresce per la testimonianza agli altri con la forza dello Spirito Santo. Rimanere dunque ingabbiati in ciò che conosciamo o ci appartiene ci spinge a giudicare gli altri. Dobbiamo invece, spiega ancora il Papa, esaminare noi stessi e tagliare senza compromessi tutto ciò che può scandalizzare le persone più deboli nella fede. La grande libertà di Dio nel donarsi a noi costituisce una sfida e un'esortazione a modificare i nostri atteggiamenti e i nostri rapporti. È l'invito che ci rivolge Gesù oggi. Egli ci chiama a non pensare secondo le categorie amico, nemico, noi, loro, chi è dentro, chi è fuori, mio, tuo, ma andare oltre, ad aprire il cuore per poter riconoscere la sua presenza e l'azione di Dio anche in ambiti insoliti e imprevedibili e in persone che non fanno parte della nostra cerchia. E al termine della preghiera mariana il Papa ha espresso la propria vicinanza alle popolazioni dell'Indonesia colpite dal forte maremoto. Ha chiesto ai fedeli in piazza di recitare un'Ave Maria per le vittime e quanti stanno portando avanti i soccorsi. Ha poi ricordato Jean-Baptiste Foch, sacerdote diocesano proclamato beato ieri a Marsiglia. In diocesi le suore Giannelline di Chiavari hanno vissuto ieri un momento particolarmente importante della loro storia. Nella casa madre di Corso Colombo a Chiavari è stata istituita la nuova provincia intitolata Madre Caterina Podestà. Sarà l'unica provincia italiana della congregazione, avrà sede a Chiavari e ingloberà le province di Genova e Roma. Lo storico passaggio si è concluso con la messa presieduta dal Vescovo, la lettura del decreto di elezione della provincia e il discorso della madre vicaria Anna Calderon, al quale è seguito un momento di festa. Sono giunti al termine i lavori di completamento alla chiesa e alla canonica di Campegli nel comune di Castiglione Chiavarese. Ieri si è svolta la cerimonia di inaugurazione. Il vescovo diocesano ha impartito la benedizione. I primi interventi erano iniziati nel 2002. All'opera hanno contribuito la parrocchia, numerosi fedeli e benefattori, i fondi dell'8 per 1000 e della soprintendenza. Nella canonica sono stati ricavati 2 alloggi che verranno dati in affitto per poter così coprire le spese sostenute. Vediamo proprio le immagini della benedizione della canonica dei nuovi locali da parte del Vescovo. Per celebrare i 900 anni di dedicazione della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo, domani alle 18 ci sarà la messa in occasione dell'anniversario che viene fatto risalire al 2 ottobre del 1118. Non finisce qui, i festeggiamenti continueranno sabato sera, 6 ottobre alle 21, con il concerto in Basilica del Coro del Duomo di Milano. Infine domenica alle 11 la messa solenne presieduta dal Vescovo diocesano. Voltiamo pagina alla politica amministrativa. La linea seguita dalla Giunta di Chiavari per il depuratore non convince il Partito Democratico. Il consigliere Lino Cama spiega in una nota le sue perplessità. In campagna elettorale, ricorda, la nuova amministrazione sosteneva che realizzare l'impianto in Colmata avrebbe comportato la distruzione di un'area di pregio. Il PD invece era d'accordo al depuratore in quella zona. Ora, dice Cama, c'è poco di cui essere contenti perché di fatto si è perso un anno in sterili discussioni. La speranza del
PD è che il Comune sappia almeno ottenere adeguate contropartite utili allo sviluppo e al futuro della città. Infine conclude il consigliere Cama: con lo spostamento dell'impianto l'area di Preli e i terreni del Torriglia rischiano di essere coinvolti in speculazioni immobiliari o in una cementificazione barbara. Andiamo sul nostro sito adesso per una notizia che ci porta a Rapallo. Da oggi prendono il via due lavori di messa in sicurezza. In via Tonnego prosegue il consolidamento strutturale a monte del centro trasbordo rifiuti fino al 22 ottobre tra le 7:30 e le 17, ad esclusione di giorni festivi, è interrotta la circolazione a tutte le categorie di veicoli. Negli stessi orari e sempre fino al 22 ottobre sarà chiusa al traffico via Sotto la Croce, che anche in questo caso è interessata da lavori di consolidamento della strada. E il gruppo Libera Rapallo chiede azioni per la tutela e il risanamento della qualità dell'aria. Dato il numero in crescita di veicoli, nel 2017, secondo le statistiche ACI, a Rapallo c'erano 26.517 mezzi tra auto e motocicli e a rischio la salubrità dell'aria. Libera Rapallo chiede al sindaco di attivare strumenti di controllo nei quartieri più in sofferenza e di acquistare una o più centraline mobili da posizionarsi nei punti della città ritenuti più sensibili. Secondo quanto verificato dal sodalizio, a Rapallo la centralina ARPAL in via della Libertà sarebbe insufficiente perché evidenzia solo alcuni inquinanti e dunque appunto non è idonea. Riaprirà sabato 13 ottobre il Baraccun, spazio espositivo legato all'Ardesia che sorge nelle immediate vicinanze della cava di Isolona di Orero. A lavorare per il suo recupero Liliana Nelli Zampini, moglie dell'ex presidente di Confindustria Genova Giuseppe Zampini, che ne ha ricavato uno spazio per incontri ed eventi. La cava laboratorio era una delle principali attrattive della via dell'Ardesia, iniziativa realizzata negli anni 90 dalla comunità montana Val Fontana Buona e chiusa poi in seguito per mancanza di risorse. Ora ritornerà a vita nuova. Alla signora Zampini, come ringraziamento e riconoscimento del lavoro svolto durante la festa di San Michele Arcangelo a Soglio di Orero, è stata consegnata una targa in Ardesia da parte del Comitato San Michele. Erano presenti alla consegna il sindaco Mino Gnecco, il consigliere regionale Giovanni Boitano e il consigliere della città metropolitana Roberto Cella. Vediamo proprio la foto. Andiamo ancora sul nostro sito teleradiopace.com per un'altra notizia. I volontari dell'associazione Val Canonica di Ne hanno aderito all'iniziativa Puliamo il Mondo di Lega Ambiente, dedicando un'intera giornata per la pulizia dell'area attrezzata del Passo del Biscia. È la prima volta che questa realtà, nata a dicembre del 2017, aderisce alla campagna di Lega Ambiente. Nel corso dell'attività sono stati raccolti rifiuti e sacchetti abbandonati. Adesso la linea va alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altre notizie e i servizi di sport. Il Corriere della Sera titola: manovra, Di Maio in trincea, terrorismo sullo spread, Salvini rispetto tutte le carte, paure per le borse, dai 5 Stelle attacchi a Mattarella, poi la frenata, il Partito Democratico riunito supera la prova della piazza. I numeri e i dubbi, crescita una scommessa con 4 punti critici, poi c'è la nota di Massimo Franco, la tentazione delle elezioni anticipate. Una notizia tragica che arriva dalla Liguria, ucciso da un cacciatore, vittima un ragazzo di 18 anni scambiato per la preda durante una battuta di caccia al cinghiale ad Apricale. Il ministro Costa stoppa i fucili la domenica. Si parla di sport, ma in questo caso di golf. C'è ancora un'Europa che vince nel golf. Nella Ryder Cup Molinari insuperabile trascina il successo negli Stati Uniti. Invece per quanto riguarda la legge di stabilità c'è un'intervista a Elmar Brok, che ha 72 anni e dal 1980 al Parlamento europeo, quindi è il decano degli eurodeputati. Ancora prima dell'Europa saranno i mercati a reagire, l'Italia mostri buon senso. Il cronista chiede: ma perché Parigi può sforare più di Roma? La risposta: la Francia non ha un debito alto come il vostro. E poi, secondo l'eurodeputato tedesco, il reddito di cittadinanza è alimentare speranze con un tipo di spesa nel breve periodo che si traduce poi in un disastro nel lungo. Questa naturalmente è l'opinione del decano degli eurodeputati.
Siamo sul secolo XIX, decreto Genova, scontro tra Toti e Toninelli, vogliamo impegni veri, il ministro promette più risorse ma il governatore teme i ricorsi, il monito di Renzo Piano, ora si deve abbassare la voce e alzare lo sguardo. E poi c'è lo sport, doppio Piatek a Frosinone, il Genova adesso guarda in alto con il suo bomber dei record. Dal nostro territorio a Rapallo, Futura Rapallo, al via maratona tra studenti e poi un'intervista all'ex sindaco Levaggi, una porcheria al depuratore alla Colmata, vediamo nelle pagine del Levante, il depuratore alla Colmata una porcheria, Levaggi va all'attacco nell'attuale sindaco, appunto l'ex sindaco di Chiavari Levaggi preannuncia assemblee di quartiere e ricorsi, Canepa di partecipative dice è in linea con gli accordi elettorali. I comitati di Preli e del Lido però sono soddisfatti, il risultato raggiunto, ma vigileremo ancora. Ancora dal secolo XIX nella profonda entroterra, neve artificiale in Val d'Aveto, primo contatto. La sindaca Cella ha incontrato in regione il presidente Toti, gli assessori Berrino e Mai, 1,5 milioni per finire la Schiaria, che appunto è l'area della stazione sciistica, con la possibilità di neve artificiale. Nella scorsa stagione, con l'apertura delle feste di Natale, sono stati superati i 6.000 accessi. Ora per gli ultimi aggiornamenti andiamo in redazione con Maurizio Garreffa. Grazie Andrea, un saluto a tutti, 2 flash di cronaca. Intanto un uomo sulla cinquantina questa mattina è caduto con la sua moto in corso De Michiel, è stato soccorso dal 118 ma le sue condizioni non erano preoccupanti, è stato portato in pronto soccorso per accertamenti e non sono rimasti coinvolti altri mezzi o altre persone. E poi questo episodio aggredisce uno straniero per futili motivi con 2 aste da ombrellone ed è stata arrestata poco dopo dai carabinieri di Chiavari. Il fatto risale alla nottata di sabato, l'autrice del gesto è una donna pregiudicata di 44 anni, residente a San Colombano Certenoli, che avrebbe agito insieme ad un uomo in corso di identificazione. Lo straniero ha riportato alcune ferite giudicate guaribili in 10 giorni. È tutto, a te Andrea. Veniamo così allo sport. Per la Serie D va alla Lavagnese il derby del Tigullio disputato nella terza giornata del campionato. A Riboli di Lavagna si sono incontrate nel pomeriggio di ieri le 2 Tigulline del girone, Lavagnese e Sestri Levante. Bianconeri in vantaggio al 7° di gioco con Bonaventura che raddoppia allo scadere del primo tempo. Nella ripresa la rete del definitivo 3-0 che porta la firma di Oneto che insacca nella porta avversaria al 13° del secondo tempo. Per la Lavagnese prima vittoria in campionato che porta la squadra a 4 punti in classifica, resta a 0 per il momento il Sestri Levante. Sentiamo i commenti a fine gara dei mister di 2 giocatori. Abbiamo iniziato un percorso da zero, per cui c'è bisogno comunque di tempo e la squadra è giovane e comunque si può vedere in 3 partite, nonostante la classifica ci condanni a 0 punti, direi che la squadra c'è, può far benissimo ancora, ci sono ancora tantissime partite, è normale che bisogna tutti quanti darsi una regolata, nel senso che bisogna cercare di sbagliare di meno e concretizzare, riuscire a segnare. Una vittoria rotonda, anche se il primo tempo secondo me non abbiamo fatto benissimo, abbiamo sofferto parecchio il Sestri, almeno come presenza nella nostra metà campo, abbiamo trovato il vantaggio subito e poi abbiamo un po' smesso di giocare, cercavamo di allungare spesso la palla che non siamo abituati a fare, quindi siamo andati un po' in difficoltà. Poi nel secondo tempo siamo stati molto bravi, sono stati bravi i ragazzi a entrare in campo e riprendere la partita e secondo me abbiamo trovato più soluzioni e più possibilità per poter creare delle occasioni da gol. Una partita nata subito in salita con questo gol subito al 6° minuto. Sì, hanno trovato subito il gol e diciamo che la partita si è messa subito male, potevamo fare sicuramente meglio in alcune situazioni, però diciamo che adesso è un periodo anche che ci gira tutto storto e niente, dobbiamo continuare a lavorare, cercare di migliorarci e sicuramente se continuiamo a allenarci bene poi i risultati arriveranno. Ci descrivi 2 gol? Il primo è andato sul fondo, cross dietro, rasoterra, piattone, classico. Invece il secondo un inserimento di una data a Conti in mezzo ai difensori, di prima al piattone e ho superato il portiere. Dicono che è il taglio dei capelli che ti ha fatto segnare. Dicono così, però vediamo, magari tra 2 settimane li ritaglio, che porta bene.
Concludiamo con la pesca. Emanuele Oliva della Fima Chiavari si è aggiudicato il titolo di campione provinciale FIDER 2018. Le gare si sono svolte ieri sulle sponde del lago di Brugneto, nell'entroterra di Genova. Al secondo posto si è posizionato Andrea Simonini dei pescatori valli genovesi, bronzo per Alessio Alessiani, sempre della Fima Chiavari. I tre adesso rappresenteranno la Liguria al campionato italiano di specialità del prossimo anno. E con lo sport si conclude questa edizione del TG13, l'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di Tiguglia Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.